Riprendiamo la nostra rubrichetta veloce veloce di una quindicina di minuti in cui settimanalmente andiamo ad esaminare e a spulciare insomma il vostro sito e per trovare degli argomenti su cui parlare, su cui porre la nostra attenzione. Da dove cominciamo? Visto che tra l'altro ci possono anche vedere sul video, piattaforma audio video www.venetoglobe.com. Salutiamo anche i nostri telespettatori e da dove cominciamo? C'eravamo lasciati, ho visto che i problemi più o meno insomma sono rimasti, rifiuti è rimasto, qualche problemino sui parchi c'è ancora. Partiamo da dove? Dalle cose buone, dalle cose belle o da una rettifica? Allora, io partirei innanzitutto per quanto riguarda l'Imoco Volley, cioè a livello sportivo sì. Sai che io sono uno sportivo e per me è un piacere ricordare un po' le squadre locali. Faccio i complimenti all'Imoco Volley per la squadra che ha realizzato e faccio gli auguri veramente più sentiti alla società. E in particolare ritengo che sia anche molto stata una scelta molto intelligente questo accordo che è stato raggiunto tra il consorzio Prosecco Doc e l'Imoco, che prevede che a livello europeo la squadra si chiamerà Prosecco Doc Imoco Volley, che penso che sia veramente un'idea molto molto azzeccata, in modo da far conoscere il nostro nome. Prodotto a livello internazionale, collegandolo ovviamente alla nostra città di Conegliano. Una gran bella scelta, bella scelta. Pensavo ti riferissi ai 35.000 euro che devono pagare al comune. Ah sì? Sì. Non lo sapevo questo. È di oggi la notizia appunto che c'è ancora qualche diatriba insomma da sistemare, c'è ancora qualche querel da sistemare che ci auguriamo possa finire il più presto, perché a me preme significare e spiegare che purtroppo abbiamo perso una squadra che giocava qui a Conegliano. Non voglio sapere di chi sia la colpa o meno. Bene, allora adesso invece andiamo su una rettifica, perché sì. ci ritroviamo con alcune cose che mi dicevi tu non hai mai detto, o quantomeno non hai detto in questa maniera. Assolutamente, io proprio per una questione di correttezza e di serietà e di rispetto per il prossimo, che hanno sempre contraddistinto la pagina Coneglianesi Incazzati, tengo in particolar modo a rettificare nuovamente, perché l'ho già fatto tramite la mia pagina, quanto è stato pubblicato, un articolo quindi pubblicato dal Gazzettino il 17 settembre che intitola "Comodi nel palazzo, andate in strada". Allora io assolutamente mi dissocio recisamente. Che anche il titolo è un po' ironico, insomma, perché comodi nel palazzo, andate in strada. Sì, cari amministratori, andate tutti a lavorare. Assolutamente io mi dissocio recisamente da quanto scritto, in quanto io non ho mai avuto alcun rapporto con il Gazzettino in riferimento a questo articolo. Diciamo che è partito tutto da un post che ho pubblicato l'11 settembre che è provocatorio, però comunque ha raccolto l'interesse e la curiosità di tanti cittadini. Post che vado a leggere: siete d'accordo che gli amministratori locali saltuariamente e gratuitamente svolgano ulteriori azioni di pubblica utilità, come ad esempio manutenzione di giardini comunali, appostamenti volti ad identificare chi abbandona rifiuti e ricognizione del territorio comunale nello stile di Coneglianesi Incazzati? Punto. Io ho scritto questo e tutto il resto è quello che è stato pubblicato non trova riscontro nel post che ho appena letto, in quanto, ripeto, io non ho rilasciato alcuna dichiarazione e nessuno della pagina ha avuto contatti con il Gazzettino, e quindi è un'iniziativa esclusiva del Gazzettino. Articolo a firma della Giraud, mi pare? Sì. Io ho provveduto immediatamente a inoltrare la richiesta di rettifica al Gazzettino, proprio per dimostrare il fatto che io non ho avuto nessun rapporto con il Gazzettino. Tra l'altro, scusa, sì, dimmi. Sì, diciamo che quanto sto dichiarando adesso è stato immediatamente postato, la rettifica nella pagina, proprio per evitare strumentalizzazioni che ovviamente ci sono state, ma ci sono state da parte di coloro che non aspettavano altro. Se fossero andati a leggersi la pagina avrebbero capito da sé
che quanto è stato pubblicato nel Gazzettino non era farina del mio sacco. E tra l'altro questo post che tu avevi pubblicato appunto era piaciuto ben a 727 persone, quindi vuol dire che qualcuno ci ha cliccato e a qualcuno è piaciuto. Per esempio Rudy Piovesan dice: ci dovrebbero essere già per legge, ma Conegliano non lo sa, parlo per esperienza vissuta. Tu mi pare che a Rudy Piovesan chiedi anche, o chi per te ha chiesto e postato a nome dei coneglianesi incazzati, quindi che cosa propone? E Rudy Piovesan risponde che Conegliano si svegli da questo lungo sonno. Io molte volte ho detto Conegliano deve svegliarsi, Conegliano deve cercare di movimentarsi un pochino, perché se non lo facciamo rischiamo veramente di addormentarci, poca voglia invece di essere vivi per questa città. Cerchiamo invece di esserlo maggiormente. Il tuo sito in effetti dà una mano grossa per queste cose. E fortunatamente la gente l'ha capito, perché tanti hanno espresso la loro opinione anche al di fuori ovviamente della pagina. Però una cosa è quello che è stato scritto nel post e un'altra cosa è quello che è stato pubblicato nell'articolo. È bello anche questo di Sossai Ross che dice: anzi, agli amministratori dovrebbero andare spesso a piedi per la città, fermarsi ai semafori, camminare sulle cacche, scivolare sugli sputi, guardare le auto che svoltano nei sensi vietati, aspettare i semafori alternati, inciampare, insomma un po' dappertutto. Vedi, si capisce come qualche cittadino veramente su alcune cose abbia le idee molto chiare e vorrebbe qualche risoluzione o qualche chiarezza maggiore. Anche perché eventualmente non c'è da vergognarsi, penso, nel fare manutenzione dei giardini anche saltuariamente. Mi ricordo ad esempio il sindaco di Codognè che tempo fa lui si è cambiato il suo abito in giacca e cravatta e è andato a segare l'erba nel giardino comunale, quindi non ci trovo niente di cui vergognarsi. Anche il sindaco di Cortina l'ha fatto, forse l'ha fatto per un'altra cosa, certo, però insomma l'ha fatto anche lui. Allora, poi la seconda, fatta questa rettifica, il secondo argomento di oggi della nostra pagina appunto su radio, trasferita su radio e web tv dei coneglianesi incazzati, di che cosa, intanto quanti coneglianesi incazzati ci sono in 700? Ma diciamo che il numero sta crescendo, sono 727 iscritti, ma ricordo che sono tanti altri che non sono iscritti e accedono continuamente sia dall'Italia che dall'estero. E perfino dal Qatar, ecco. Addirittura, sì. Tanto per citare qualche paese. Dove andiamo adesso a parare? Ma io andrei a parare su una questione che comunque è strettamente connessa all'ordine pubblico. Ne avevamo già parlato nella passata edizione. E alla salute dei cittadini. Io speravo che già allora, e stiamo parlando veramente a giugno se non ricordo male, nel frattempo fosse stato messo un punto definitivo al problema. Invece tu mi dici di no. A cosa ci riferiamo? Una situazione che ormai è presente dal marzo di quest'anno presso il giardino comunale di Corso Mazzini. Il 23 marzo, a seguito di un sopralluogo, erano state rinvenute alcune confezioni di siringhe. Il Gazzettino successivamente aveva raccolto la segnalazione, aveva dato spunto quindi al problema e poi il 20 aprile è stata rinvenuta una siringa nuovamente con una confezione di Minias, che è un farmaco usato anche dai tossicodipendenti. Il 23 aprile il Gazzettino ha pubblicato nuovamente un articolo. Il 26 agosto la siringa e le confezioni Minias erano ancora presenti in loco. Ancora un altro articolo il 28 agosto da parte del Gazzettino. Il 31 agosto è stato effettuato un altro sopralluogo. La siringa non era stata rimossa. Il 22 settembre la siringa non era stata ancora rimossa e in quella data ho pubblicato un video. Ho pubblicato un video che è stato cliccato da più di 600 persone. E perché? Perché ritengo che nel momento in cui vengono effettuate delle segnalazioni tramite la pagina Facebook, poi l'articolo viene ripreso del Gazzettino, è stata segata l'erba nel giardino, è stata fatta la manutenzione, ma è impossibile. Secondo te non è stata rimossa perché non la si vede oppure no, proprio per incuria? No, la siringa e le confezioni di Minias sono assolutamente visibili.
E quindi mi sorprende che non sia stato fatto nulla, soprattutto dopo che è uscito l'articolo sul Gazzettino. Sì. E il 29 settembre, un altro sopralluogo, non solo è stata rinvenuta la precedente siringa, ma ne è stata trovata una seconda con altre confezioni di Minias. È stato pubblicato un altro video che troverete nella pagina, che è stato cliccato da circa 500 persone, e quindi ho detto basta adesso, visto che probabilmente chi di dovere non legge nemmeno i giornali, ho fatto, come promesso, una segnalazione al comandante della polizia locale, che ha riscontrato la mia segnalazione dicendo che ha provveduto a segnalare il problema anche all'Arma dei Carabinieri, e che la stessa polizia locale adesso con i propri pattugliamenti provvederà a pattugliare e a verificare in zona. Io dico una cosa, purtroppo temo che i pattugliamenti serviranno a poco, ma non ovviamente per colpa delle forze dell'ordine che fanno il loro dovere, ma chi va, questi tossicodipendenti che frequentano questo luogo, vanno quando non ci sono le forze dell'ordine. Perché il punto a cui facciamo riferimento noi è un posto nascosto in mezzo ai cespugli, però è in pieno centro. In pieno centro, però ragazzi, è a ridosso delle mura bellissime che sono state ristrutturate. Infatti io ho fatto una proposta sia nella mia pagina sia al comandante della polizia locale, e ahimè, devo dire ahimè, bisogna estirpare tutte quelle piante che sono a ridosso del muro, in modo da portare alla luce quell'angolo, in modo tale che i tossicodipendenti si renda visibile, per in modo tale che i tossicodipendenti non frequentino più, perché ricordiamo che è un giardino frequentato anche dai bambini. E poi in questo modo finalmente potremo anche vedere meglio le mura, perché sono nascoste dai cespugli. Purtroppo questa è una soluzione che magari può anche non piacere, però bisogna fare qualcosa, perché stiamo parlando del 23 marzo. Certamente Conegliano è una piccola realtà, non come Milano, però nel momento in cui viene segnalato un problema in quella zona, quel problema va assolutamente sradicato. Cercato di risolverlo. Per chi ascolta magari per la prima volta questo nostro spazio, che è dedicato appunto ai coneglianesi incazzati, come faccio per trovarti, se c'è qualcuno che non lo sa? www.coneglianesi-incazzati.it oppure possono scrivere i propri commenti nella pagina, sempre in modo corretto, rispettoso e non offensivo. E ricordiamo che la pagina non ha alcuna natura politica, quindi non voglio assolutamente commenti politici. E aggiungo anche, non mi fanno, non invito, diciamola così, i politici di turno a scrivere la mia pagina. Direi che in tutto questo tempo i commenti sono sempre stati all'interno di una sfera di tranquillità, posso dire, no? Devo dire che nessuno ha... No, devo dire in linea di massima di sì, è capitato, però sono stati ovviamente subito bloccati e censurati, insomma, ci mancherebbe altro, anche perché molti vorrebbero strumentalizzare questi commenti, quindi non diamo adito a... Allora, poi parliamo ancora di rifiuti? Un altro tasto dolente è il problema dei rifiuti, l'abbandono, che ormai è diventato un problema che ci stiamo portando avanti da tanto e troppo tempo. Ci sono alcune zone di Conegliano, tra le quali io segnalo da tempo l'isola ecologica in via Friuli, che è una discarica a cielo aperto, ma sistematicamente, non di tanto in tanto, sistematicamente. E quindi devo dire che a suo tempo avevo fatto le segnalazioni alla Savno e al comune, e mi si disse che alcune multe erano state anche elevate e che a breve sarebbe stata installata una telecamera di ultima generazione, ci sarebbero stati degli appostamenti, eventualmente anche notturni. Ma i risultati sono quelli che sono gli occhi di tutti, purtroppo. Se ci fosse un appostamento, credo, fatto come si deve, i responsabili verrebbero identificati immediatamente, anche perché recentemente Savano ha fatto recapitare presso le abitazioni dei cittadini delle bollette molto salate, e quindi sarebbe giusto che si facesse qualcosa per identificare i responsabili, soprattutto nel rispetto di tutti coloro che
pagano regolarmente le bollette dei rifiuti. Tu però posti un tentativo di soluzione, no? Una proposta, o meglio una cosa che già fanno in alcune parti d'Italia. Ma certo, la pagina non si limita a delle critiche, perché tutti sono bravi a criticare, ma è importante fare anche delle proposte. Infatti, cosa ho scoperto, diciamo, facendo una ricerca su internet, che sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale, soprattutto i paesi del nord Europa che hanno tanto da insegnarci anche per quanto riguarda il riciclo. Infatti, a mio parere, ma credo che sia un pensiero comune, sarebbe opportuno introdurre degli incentivi al fine di indurre la gente a non abbandonare i rifiuti. E come dicevo, a livello nazionale e internazionale molte sono le iniziative che premiano la raccolta differenziata. Ho letto ad esempio che in Sardegna per ogni bottiglia di plastica in PET conferita correttamente si guadagna un bonus di 10 centesimi da poter spendere nel circuito fare raccolta, del quale fanno parte attività commerciali, eccellenze artigianali ed enogastronomiche, teatri, musei e rievocazioni storiche. Una sorta di scheda punti, insomma. Assolutamente. Più punti faccio e più ho diritto, insomma, degli sconti, certo, e delle offerte. Anche in Piemonte è attivo l'Ecobank, che premia la raccolta di plastica, PET, alluminio e acciaio con un bonus in euro che può essere speso presso negozi e supermercati convenzionati. È interessante, saltando, diciamo, è un post che è stato pubblicato il 19 settembre, quindi lo troverete nella pagina. È interessante quanto invece avviene in alcune frazioni alle porte di Roma, dove è attivo il servizio di raccolta differenziata punti. I cittadini sono muniti di una tessera RD Card che permette di maturare un bonus economico che verrà detratto l'anno successivo dalla tassa sui rifiuti. Questo credo che sia il massimo per tutti. Facciamo differenziata e alla fine dell'anno paghiamo meno tasse. Posso scontarmi, insomma, con la mia tesserina queste cose. Io credo che se dovessimo importare quest'idea, credo che a Conegliano non vedremo assolutamente più rifiuti abbandonati sulle strade. E allora chissà che chi di dovere possa prendere spunto da quest'idea, che le trovo molto molto intelligenti, belle, sì. Anche perché oggi come oggi, con la crisi che c'è, credo che la gente si metta a guardare anche i centesimi, quindi soldino più soldino fa un milioncino, si dice, e quindi se per ogni bottiglia che noi andiamo a svuotare sono 10 centesimi che poi potremo utilizzare in negozi, attività commerciali, credo che la gente imparerebbe il senso civico all'istante. Stavo facendo un rapido conto, stamattina ho portato giù quasi una decina di bottiglie, quindi avrei già sommato €1, insomma, mi sarei già scaricato qualche cosina. Va bene, perfetto, siamo in chiusura, so che volevi fare dei saluti, dei ringraziamenti. Io ricordo che con l'avvocato Sandro Bianchetti ci ritroveremo ogni mercoledì più o meno a quest'ora, insomma intorno alle 9:15, 9:10, e staremo insieme una quindicina di minuti, grazie appunto ai coneglianesi incazzati, per porre un po' l'attenzione, guardare un attimo a cosa si fa o non si fa o si vorrebbe fare. Volevi ringraziare, mi pare, la Croce Rossa? Sì, diciamo che per me è molto sentito la questione associazioni, perché dico sempre che fanno tanto e lavorano, diciamo, senza chiedere niente a nessuno. E non per niente recentemente c'è stata il 1° settembre, se non ricordo male, anche la festa delle associazioni, e ho pubblicato parecchie foto a tutte queste persone che fanno tanto per la gente. Tra le varie associazioni oggi vorrei citare la Croce Rossa italiana, mi riferisco al comitato di Conegliano, che il 5 ottobre, quindi prossimo, sì, fra qualche giorno, inizia un corso di formazione per volontari della Croce Rossa, e si tratta di un corso della durata di 9 lezioni, e quindi io spero tanto che tante persone si avvicinino alla Croce Rossa, che fa tanto e tanto. 5 ottobre è sabato, quindi da sabato 5 ottobre inizia questo corso della Croce Rossa italiana qui a Conegliano. Bene, avvocato Sandro Bianchetti, la ringrazio per essere ritornato con noi, per i coneglianesi incazzati. Apriamo adesso le pagine, scrivete qui sui coneglianesi incazzati, o scrivete sul nostro sito le nostre mail, per esempio la nostra mail è redazione@radioconegliano.it, segnalateci qualunque cosa, insomma poi noi ne parleremo con l'avvocato, ma insomma il lavoro non ti manca.
manca, mi pare, insomma, no? Assolutamente. Sia quello tuo che questo dei coneglianesi incazzati. Bene, grazie e alla prossima settimana. Grazie a tutti, arrivederci.